piacere, che ho veramente bisogno. Da Fossalta di Portogruaro, dal centro Equipolis Tiziana, per presentare un concorso internazionale di volteggio. Ne parliamo con la responsabile del Dipartimento a livello nazionale, ma anche importante nella FISA del Veneto. Abbiamo già parlato con Vanessa Ferluga di dressage, ma oggi parliamo di volteggio. E quanto è importante avere in regione un appuntamento come questo che porta 300 atleti di quasi una decina di nazionalità, comprese paesi lontani come gli Stati Uniti piuttosto che la Russia? Beh, è importantissimo per il volteggio del Veneto, ma soprattutto per il volteggio nazionale. È l'appuntamento clou dell'anno, è ormai un classico a livello europeo. Tutte le nazioni non vedono l'ora di venire a gareggiare qua, un po' per la data, perché la settimana di Pasqua è una data eccezionale, vengono con i camper, fanno campeggio, sperano logicamente di trovare il bel sole italiano. È ormai quasi 10 anni che viene fatto questo evento e i numeri sono aumentati strada facendo. Adesso siamo a quota 300 più o meno già da 2-3 anni e il livello dei volteggiatori ormai è altissimo, tutte le prime squadre d'Europa vengono a gareggiare qua, c'è un buonissimo numero e qualità di cavalli. I giudici che vengono chiamati negli ultimi anni sono quasi sempre i giudici che poi lavoreranno ai campionati del mondo e ai campionati europei, quindi è tutto ormai studiato nei minimi dettagli da Favaro, che ormai è un esperto dell'organizzazione di questo evento, è sicuramente un fiore all'occhiello per la FISE Veneto e la FISE nazionale. Quando si parla di volteggio in Veneto è inevitabile parlare di Anna Cavallaro, una grandissima campionessa, però un movimento non può essere fatto da una sola persona. Il movimento in Veneto come sta? Il movimento in Veneto sta benissimo, perché avendo un elemento come Anna Cavallaro in regione è sicuramente un elemento trainante che ha creato negli anni numerosi piccolissimi che cercano di arrivare come lei, e quindi abbiamo dei giovani che ogni anno debuttano a questo internazionale nei livelli più piccoli ed è la prima tappa qualificante per il nostro percorso verso i campionati europei e mondiali di ogni anno, perché in questo periodo, marzo-aprile, è sempre il primo appuntamento per noi molto importante. Che una come Anna Cavallaro abbia vinto 10 volte il campionato italiano è un bene o nel senso buono è un male? È un bene, adesso ci sono delle ragazzine giovani che cercano di arrivare, però lei ormai ha un'esperienza incredibile e oltre che a livello nazionale ha fatto tantissimo a livello internazionale, però per noi è veramente un idolo di tutti i giovani e quindi seguono tutte le sue orme. Ultima cosa, invece parlando, visto che lei è la responsabile del Dipartimento Nazionale, il volteggio italiano a confronto con gli altri paesi come sta? Negli ultimi anni abbiamo fatto passi da gigante per l'impegno incredibile che ci hanno messo i nostri tecnici, hanno investito sulla preparazione degli atleti ma soprattutto sulla preparazione dei cavalli. Abbiamo dei cavalli ormai che gareggiano a livello internazionale alla pari dei cavalli tedeschi, olandesi, francesi, che sono le nazioni più importanti a livello mondiale, e quindi non abbiamo niente da invidiare ormai agli altri paesi. Abbiamo fatto un'ottima stagione l'anno scorso con le medaglie vinte ai campionati del mondo negli Stati Uniti e quindi siamo ormai sicuramente nelle migliori nazioni a livello mondiale. Ricordiamo l'appuntamento è proprio qui a Fossalta e Portogruaro, dove siamo con Vanessa Ferluga per questo concorso internazionale di volteggio che comincia giovedì e poi appunto prosegue per questa Pasqua 2019. Grazie.